Direttore Bramezza, nuovo utilizzo degli spazi dell'ospedale di Portogruaro che prima erano inoccupati, ora verranno occupati grazie a 5 nuovi ambulatori. Quali saranno? Quali sono le tempistiche e l'ordine di spesa? Oggi consegniamo i lavori per la realizzazione qui all'ospedale di Portogruaro dei nuovi ambulatori, tre ambulatori per l'otorinolaringoloiatria e 2 invece sale per la gastroenterologia. È un intervento che facciamo qui su una parte dell'ospedale che non era utilizzata dal 1995, su 250 metri quadri di pian terreno dell'ospedale. L'investimento è di 775.000 euro più 450.000 euro di attrezzatura, quindi circa 1.200.000 euro. Assieme agli altri interventi che stiamo facendo qui all'ospedale di Portogruaro facciamo in modo di creare servizi sempre maggiori per i nostri cittadini, migliorando non solo la quantità degli interventi ma soprattutto la qualità delle prestazioni. Stiamo dando alle nostre unità operative, ai nostri medici, il massimo delle attrezzature oggi a disposizione in qualsiasi reparto, proprio per dare il massimo ai nostri cittadini. Noi andiamo a lasciare uno spazio vetusto per andare ad occupare uno spazio che risulterà moderno, ergonomico e funzionale. Sicuramente abbiamo modo di dare comfort ai pazienti, privacy, e quindi contribuire alla qualità, al miglioramento della qualità delle cure, delle prestazioni, e anche con soddisfazione, me lo lasci dire, anche con maggior soddisfazione di chi ci lavora, no?